Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Mando i video e poi li elimino. Parlava così in chat uno degli indagati dello stupro di Gruppo di Palermo. Forse intendeva venderli in rete o forse era solo una malata vanteria, ma quei video sono ora in mano agli investigatori che stanno cercando anche di conoscere l'identità degli eventuali destinatari. La rabbia e lo sfogo coraggioso sui social della 19enne vittima della violenza. Avete rotto, basta con questa storia ignobile che uno se la va a cercare. Lampedusa scoppia, grido d'allarme del prefetto di Agrigento che dice non c'è più spazio. Sono quasi 4.000 gli ospiti dell'hotspot. A Catania tracca la nave Dattilo con poco meno di 400 migranti. Reddito di cittadinanza, dal 1 settembre 9.000 siciliani resteranno senza il sostegno. La storia di Luana, non siamo degli scansafatiche. Controesodo, code e caldo nell'ultimo weekend di agosto, lunghe attese anche ai traghetti di Messina. Il sindaco di Catania, Trantino, alla testa di un gruppo di assessori e cittadini per ripulire il fossato del Castello Ursino. Sono i catanesi, dice il primo cittadino, che devono custodire il decoro della città. La scalinata della cattedrale non è uno stadio. A noto il concerto dell'artista Levante entusiasma il pubblico, ma il parroco denuncia gli irreparabili danni subiti dai gradini della chiesa, monumento del barocco. Calcio, ultimi colpi di calciomercato per le siciliane, il Catania lavora in uscita, intanto vola la campagna abbonamenti. E apriamo questa edizione parlando ancora della questione dello stupro di gruppo a Palermo. Ha ripreso tutta la violenza sessuale per poi condividerla con gli amici. Il leader del branco che ha violentato la ragazza palermitana 19enne voleva probabilmente mettere in rete i video che però adesso sono nelle mani degli investigatori che stanno accertando anche di conoscere l'identità degli eventuali destinatari. E intanto partono i primi controlli alla Vucciuria in tema di movida sicura. Sentiamo Marco Gullà. Sto eliminando tutto, sto mandando i video soltanto a chi li devo mandare, poi li elimino. Colui che ha ripreso tutta la violenza sessuale sulla ragazza 19enne di Palermo parlava così con un amico, una frase che porterebbe gli inquirenti a pensare che gli indagati abbiano girato le immagini del terribile stupro con il primario scopo di condividere tutto e poi vantarsi. Video che adesso sono in mano agli inquirenti. Il leader del gruppo è proprio colui che ha ripreso tutta la violenza con il suo cellulare. Passano i giorni ma emergono sempre più particolari sullo stupro di Gruppo di Palermo, appunto il branco, ragazzi che però adesso implorano i giudici di scarcerarli perché hanno paura del carcere, piangono, si disperano, inventano di non aver mai fatto nulla. Nel branco di Palermo il profilo è quasi uguale per tutti, apparire sui social, tatuaggi, vestiti griffati, occhiali di ultima moda e poi quella continua ricerca di apparire tra dirette su TikTok e video di ogni genere. Abbiamo chiesto a un noto psichiatra siciliano se quello che è stato fatto alla povera ragazza 19enne deriva anche da quello che si apprende sul web. La rete è, soprattutto in questo momento, una sorta di amplificatore di odio. L'odio è anche questo una pulsione e purtroppo non è contenuta dal sentimento, è un agito. E l'odio passa dalla possibilità che ognuno di noi canalizza gli aspetti non risolti all'interno di questo sentimento, tra virgolette. Per cui c'è una mancanza di contenimento, la mancanza delle istituzioni, la mancanza delle famiglie. Bisogna far sì che questi giovani possano recuperare gli aspetti più positivi e più, se mi fate passare il termine, anche spirituali, perché oggi c'è una desacralizzazione totale. Intanto nella zona della Vucciria, da dove si è mosso il branco, come era già stato annunciato ieri nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura, ci sono stati controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine, sequestrato anche un pub che era privo di autorizzazione, identificate persone e sono state elevate multe a diverse attività commerciali. E rompe il silenzio la ragazza di 19 anni che con rabbia e coraggio si sfoga sui social. Basta, dice, con questa storia ignobile che me la sono cercata. Ondata di solidarietà in rete. Eva Spampinato. È uno sfogo rabbioso quello che la vittima dello stupro di Gruppo di Palermo consegna ai suoi social. Con coraggio e senza giri di parole posta 2 storie su Instagram in cui scrive: avete rotto, smettete di dire che me la sono cercata per i miei video e per come mi vesto.
Ve lo dico usando un francesismo, mi avete rotto la pazienza, con cose del tipo «Ah, ma fai video su TikTok con delle canzoni oscene, è normale che poi le succede questo». Ma certo, è per come si veste. Me ne dovrei fregare, scrive la 19enne, ma non lo dico per me. Dico che se andate a scrivere cose del genere ad altre ragazze che fanno post come i miei e alle quali succedono le cose che sono successe a me, queste si potrebbero ammazzare. Sapete cosa significa suicidio? Io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio, altrimenti avrei già tolto i video su TikTok quando la notizia è uscita, perché sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro. Io non cambio, perciò chiudetevi la boccuccia. E voltiamo pagina. Lampedusa non è assolutamente in grado di ricevere altri profughi. Così il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, replica alle polemiche dopo che la nave Ocean Viking con 438 migranti a bordo è stata dirottata a Genova anziché nell'isola delle Pelagie. Bisogna dire con chiarezza che portare ulteriori persone implica un trattamento non adeguato, ha detto Romano. Tra ieri e oggi sono 94 gli approdi sull'isola, con più di 3.000 persone arrivate in 24 ore e con quasi 4.000 ospiti nell'hotspot. Non ho capito quale sia la strategia del Ministero dell'Interno, non per fermare quanto per fronteggiare gli sbarchi di migranti, e qual è la strategia per aiutare quest'isola, ha detto il sindaco Filippo Mannino. A gennaio c'era stata garantita e promessa una nave che avrebbe dovuto fare la spola con la terraferma. Ad oggi questa nave, ha concluso Mannino, non è in servizio e io non posso accettare che non si trovi neppure un'area dove raccogliere i barchini, molti dei quali lasciati alla deriva dopo i soccorsi. E da Lampedusa ci spostiamo al porto di Catania, dove sono 373 i migranti giunti a bordo della nave Dattilo e sbarcati questo pomeriggio. È in fase di ultimazione il procedimento di identificazione, alla fine del quale i profughi saranno trasferiti nei locali dell'ex hub vaccinale di via Forcile in attesa di ulteriori decisioni da parte del Ministero dell'Interno. E voltiamo pagina. Dal 1° di settembre altre 9.000 famiglie siciliane non riceveranno più l'assegno del reddito di cittadinanza. Molti, per questioni di ISEE, non riusciranno nemmeno ad accedere al nuovo supporto di 350 euro per 12 mesi. Ma chi sono i percettori del reddito di cittadinanza? Davvero tutte persone che non vogliono fare nulla? La storia di Luana, scesa in piazza a protestare. Sono ritrovata abbandonata anche dallo Stato italiano, in quanto ritenuta occupabile in una città che non offre praticamente quasi lavoro, se non irregolare o in nero. Luana ha 30 anni, vive da sola da 11, non ha il supporto della famiglia e ha spesso lavorato in nero o con contratti lavorativi indecenti. Come lei, quasi 9.000 siciliani hanno ricevuto ad agosto l'SMS da parte dell'INPS di fine reddito di cittadinanza. Luana è una giovane occupabile, ma non sa se dal 1° settembre, tra 5 giorni, riuscirà ad accedere al nuovo sussidio da 350 euro, supporto per la formazione e il lavoro, che però è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione. Senza corso niente supporto. Ieri, in piazza, per l'ennesima protesta, ha raccontato ai nostri microfoni come il sistema dei centri per l'impiego fino ad ora non abbia funzionato. Il centro per l'impiego non mi ha completamente calcolata in questi anni, sono stata convocata soltanto una volta e sono stata io a presentarmi al centro per l'impiego altre volte. Molte agenzie non mi rispondono perché magari invio un curriculum ma non ottengo risposta, forse perché non inerente alle figure che loro ricercano, e non iniziate a dire non vogliamo lavorare. Io ho sempre lavorato in nero, la verità, non c'è niente di male a dirlo, questo è quello che ci offre l'umanità e questo ci prendiamo. Ho lavorato anche con un contratto misero che in realtà non era regolare neanche quello, perché da un part time in realtà facevo doppio turno da 10 ore e mezzo, quindi comunque alla fine facciamoci un giro qua nelle città, qua a Catania, anche al centro storico, nei negozi, e chiediamo che tipologia di contratto hanno tutti i dipendenti. La Sicilia è la regione in cui sono arrivati più SMS in tutta Italia, sono 8.900, 2.914 a Palermo, 2.222 a Catania, le famiglie interessate in questo secondo invio di fine agosto. Traffico e caldo in Sicilia per questo fine settimana di controesodo, lunghe attese anche ai traghetti di Messina. Manlio Viola.
Giornata da bollino rosso sulle strade siciliane per l'ultimo weekend di agosto, segnato dal traffico del controesodo. Lunghe code si sono registrate dalla tarda mattina fino al pomeriggio sulla A18, l'autostrada Messina-Catania, ai caselli di Tremestieri, e lungo la A20, la Messina-Palermo, nel tratto Villafranca, Boccetta e Rometta. Code anche in città, a Messina, per effetto del traffico agli imbarcaderi, con i traghetti in partenza ogni 20 minuti e le auto smistate in base all'imbarcazione che si rende prima disponibile. 8 le navi private in azione e 5 quelle della compagnia Ferrovie dello Stato. Sul fronte occidentale dell'isola, traffico sostenuto per tutta la mattina lungo la A29, la Palermo-Trapani-Mazzara, anche a causa di un'auto in fiamme. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio, dopo lo spegnimento e la rimozione del mezzo. Un altro esodo di rientro in tono minore è comunque atteso per la prossima settimana, primo weekend di settembre. Intanto sul fronte del caldo, l'allerta di livello 3, il più elevato, interessa attualmente 16 città su 27 capoluoghi di provincia, bollino rosso anche a Messina, arancione invece a Palermo e giallo a Catania. Il caldo continuerà anche per tutta la giornata di domenica, ma da lunedì è annunciato in attenuazione. La pioggia arriverà nell'Italia centro-settentrionale, mentre al sud e in Sicilia sarà soltanto sporadica, con precipitazioni locali, anche se le temperature scenderanno repentinamente anche di 7-8 gradi. Un agricoltore di 51 anni di Licata, nell'Agrigentino, è morto mentre stava arando un terreno con un trattore cingolato. Per cause ancora non chiare, il mezzo pesante si è ribaltato e lo ha schiacciato uccidendolo. La salma è stata liberata dai vigili del fuoco tramite una gru utilizzata per sollevare il trattore. E ci spostiamo a Catania, dove anche il sindaco Enrico Trantino è impegnato per ripulire il fossato del Castello Ursino in pieno centro storico. Lo vediamo in queste immagini, una iniziativa civica urbana che è cominciata dal lungomare di Piazza Nettuno. Il sindaco aveva già in apertura della sua sindacatura definito un obiettivo importante, quello del decoro e della pulizia della città. Erano presenti anche l'assessore alle politiche giovanili Viviana Lombardo, l'assessore all'ecologia Salvo Tomarchio e il consigliere comunale Giovanni Magni, insieme a tanti catanesi che hanno sposato l'obiettivo del primo cittadino, con loro anche varie associazioni e universitari. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è di condividere un messaggio chiave: Catania appartiene ai catanesi, che devono sentirsi i principali custodi delle bellezze delle città. Intanto alcune persone che hanno abbandonato dei sacchetti di rifiuti sotto un albero in una via del centro di Catania sono state multate. Comportamenti inaccettabili li ha definiti il sindaco Trantino. E ancora a Catania, l'ex palazzo di cemento nel quartiere di Librino doveva diventare il simbolo della legalità, ma a quasi 3 anni dalla consegna si presenta con ascensori guasti e circondato da discariche a cielo aperto. Emanuela Corsi. Da quartier generale dello spaccio a simbolo di riscatto e legalità, la Torre Leone di Librino, meglio conosciuta come ex Palazzo di Cemento, a distanza di 2 anni dalla consegna, ecco come si presenta. Infiltrazioni, fognature che scoppiano, infrastrutture incomplete, ascensori che non funzionano. In questo stabile di 16 piani ci sono 96 famiglie, alcune costrette a vivere in pochi metri quadrati. È una vergogna presentare una casa di questa. Mio figlio ha 3 figli e 2 sono 5. Una casa che non possono neanche dormire, proprio piccola piccola. Quanti metri quadrati è questa casa? Ma sarà 50 metri, 48, non è che lo so. Tanti poi i disabili, i residenti e gli anziani che rischiano quotidianamente di restare bloccati per ore in uno dei 2 ascensori di cui è dotato il palazzo, l'altro è fuori uso, nonostante i vari sopralluoghi e le costanti denunce. Questo è uno degli ascensori che si blocca. Si blocca facilmente, quasi tutti i giorni. È il problema della porta, non chiude la porta. Al piano terra, in questi locali, dovevano sorgere delle botteghe. Tutto invece è rimasto in uno stato di degrado e abbandono. Ancora si vedono i resti di un drammatico passato, quando questo palazzo era un luogo di spaccio e pieno di nascondigli. Tutt'attorno poi siamo circondati da rifiuti di ogni genere. All'ingresso c'è una discarica a cielo aperto dove non mancano materassi e frigoriferi. Abbiamo chiesto che venga convocato urgentemente un tavolo tecnico alla presenza di alcuni assegnatari proprio per discutere sui vari problemi che affliggono la palazzina. Nei giorni scorsi il sindaco Trantino ha effettuato un sopralluogo. Minuti di paura in un ristorante sulla statale 115 che da Gela porta a Licata. Durante la cena un giovane ha rischiato di morire soffocato a causa di un boccone di carne andato di traverso. A salvarlo è stata la barista che gli ha praticato la manovra di Heimlich. Gera Italia.
Salvato dalla manovra di Heimlich mentre rischiava di morire soffocato da un boccone di carne rimasto incastrato nelle vie aeree. È successo a Giuseppe, giovane animatore che qualche sera fa stava cenando in un bar-ristorante sulla SS 115 che da Gela Porta a Licata. Giuseppe e la fidanzata si stavano concedendo una cena rilassante ad una settimana dal loro matrimonio, quando, dopo aver ingoiato un boccone di carne, il giovane ha iniziato a strozzarsi. Istintivamente il ragazzo ha deciso di alzarsi dalla sedia e fare qualche passo, ma non è riuscito a liberare le sue vie respiratorie, neanche con l'ausilio di un cameriere che ha tentato di colpirlo ripetutamente sulla schiena. Attimi di paura che Giuseppe racconta così. In pochi secondi stava per finire tutto perché ero totalmente soffocato. Cercavo di darmi aiuto ma non riuscivo a liberarmi, non riuscivo a mandarlo giù e manco a farlo risalire. Poi ho cercato aiuto dentro, i ragazzi, lo staff del bar pisano mi hanno subito assistito. Fondamentale l'intervento tempestivo di Priscilla, barista con alle spalle una solida formazione nel campo sanitario, che si è accorta del pericolo e gli ha subito praticato la manovra di disostruzione. È una manovra che comunque dovremmo saper fare tutti, o comunque non solo questa, ma anche altre manovre di salvataggio. Dopo 1 minuto e mezzo circa che ha buttato via il boccone, ci siamo liberati completamente, sia lui che io, ed è stato veramente, grazie a Dio, perché è stato un miracolo del Signore. Non appena Giuseppe ha ripreso il colorito, i due si sono stretti in un lungo abbraccio. Se sabato lui e la fidanzata saranno sull'altare a pronunciare il loro sì, è soprattutto merito di Priscilla. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di spettacoli. Rovinato dai vandali il bel concerto dell'artista Levante che si è esibita a Noto. Alla fine danni alla scalinata della cattedrale, gioiello del barocco, la denuncia del parroco e l'amarezza del vescovo. Musica ma anche polemiche. Per l'unica tappa in Sicilia, Levante ha scelto Noto. Le canzoni che si intrecciano al barocco e dopo qualche ora il post del parroco che denuncia le condizioni della scalinata della cattedrale in parte danneggiata. Nonostante tutto però la cantante siciliana ha regalato ai fan una strabiliante serata. Fu proprio questo, Alfonso, il suo primo singolo uscito nel 2013. Quest'anno Levante celebra i 10 anni di carriera e lo sta facendo con la sua band in giro per l'Italia. Opera Futura è il titolo della tournée, lo stesso dell'ultimo album pubblicato dopo il Festival di Sanremo 2023 dove ha partecipato con Vivo. Tante le canzoni che ha condiviso sotto il cielo di Noto, un continuo salto tra passato e presente del suo repertorio molto apprezzato. Sei un pezzo di me. Naturalmente non poteva mancare la hit del momento che ascoltiamo spesso in radio. Anche se ormai è lontana dalla sua terra, Levante è nata a Caltagirone, la Sicilia la porta sempre dentro il cuore. La prossima tappa del tour sarà a Verona il 27 settembre, una grande serata evento, un'altra occasione per vederla cantare dal vivo, ma per i concerti a Noto la Chiesa chiede di cambiare location. Il vescovo è molto amareggiato per quanto accaduto, scrive Don Maurizio Novello. Il teatro greco di Siracusa fu concepito per gli spettacoli, sottolinea, ma le scalinate della barocca cattedrale di Noto no. E non si è fatta attendere la replica del sindaco di Noto, Corrado Figura, che dice non si tratta di un danno intenzionale, ma dell'infrazione commessa da un conducente di un mezzo che è stato sanzionato. Questa è la precisazione del primo cittadino. Adesso la pubblicità.
Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, ultime operazioni di mercato per il Catania che attende novità dalle uscite prima di completare l'organico. Intanto vola la campagna abbonamenti, il Messina invece è vicino all'attaccante Plescia, mentre in Serie B turno di riposo per il Palermo. Sergio Colosi. Abbonamenti, esordio stagionale e mercato sono i tre fronti su cui si muove il Catania. L'entusiasmo del popolo rossazzurro per una campagna acquisti da categoria superiore anche di prospettiva è certificato dai numeri. In 4 giorni sottoscritte 11.514 tessere, dato superiore alle 11.427 totali dello scorso campionato. Mentre la squadra prepara l'esordio notturna venerdì al Massimino contro il Crotone, la società è impegnata al completamento dell'organico. Dall'uscita di Giovinco e forse di De Luca dipenderanno gli ingressi di un laterale destro che potrebbe essere l'ex Calapai e di un centrocampista, più Fabio Castellano che Giuseppe Mastinu, seguiti rispettivamente da Alessandri e Torres. L'altra siciliana di Serie C, il Messina, prenota Vincenzo Plescia per l'attacco. In uscita a Daga, forse rimpiazzato dal giovane portiere De Matteis, manca un terzino sinistro. L'ennesima politica a risparmio del presidente Sciotto passerà dall'esame del campo, ma è un roster con troppa gioventù e scarsa qualità. Giornata di riposo in Serie B per il Palermo che da calendario avrebbe dovuto affrontare la Reggina o il Brescia. Martedì prossimo appuntamento serale nel turno infrasettimanale a Reggio Emilia. Aspettando l'annuncio ufficiale degli arrivi di Di Francesco ed Henderson, la società rosanero, dopo aver ceduto Saric all'Antalyaspor, darà Damiani alla Juve Under 23. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.